Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, lunedì 23 ottobre. Non è possibile che una città di quasi 50.000 abitanti sia soggetta alle prepotenze e ai continui atti penali di un giovane individuo assuefatto alla cocaina, violento e sempre sotto l'effetto di droghe. Questo soggetto, ci riferiamo ovviamente a Marco Penzo, detto Marchetto, continua a commettere reati, ma sorprendentemente sono pochi coloro che si prendono la briga di denunciare. L'ultimo episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica e coinvolge un baccaro situato in fondamenta a Canal Lombardo. Questo individuo ha sfondato la porta calci, è entrato come un uragano, ha sradicato il cassetto del registratore di cassa, fuggendo con i 200 euro del fondo di cassa. Il giorno successivo è stato avvistato non lontano dal stesso locale, ancora in uno stato alterato a causa della droga. Purtroppo la situazione attuale è tale che senza una denuncia ufficiale non può essere intrapreso alcun procedimento legale. La maggior parte delle persone esita a denunciare perché sanno che ciò comporterebbe una mattinata spesa presso il Tribunale di Venezia, magari fosse solo una mattinata, e temono di dover dedicare molto tempo a questo processo senza garanzia di una punizione adeguata. Tuttavia il proprietario del ristorante sembra deciso a denunciare l'accaduto, supportato da un video che mostra chiaramente il colpevole. Resta da vedere come si svilupperà la situazione. Attualmente la città sembra essere nelle mani di questo individuo problematico e ci vorrà qualcosa di estremo, come un incidente grave, prima che le forze dell'ordine intervengano per porre fine a questa situazione. Solo allora potrà essere preso in custodia. Oggi, lunedì 23 ottobre, la vicepresidente della Regione del Veneto, assessore alle infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, presiede a un incontro alle 10:15 a Venezia, nella sala polifunzionale del Palazzo Grandi Stazioni, in cui illustrerà gli esiti del confronto con il territorio sulla necessità di trovare una soluzione definitiva alla pericolosità del tratto veneto della strada statale 309 Romea, tra le strade con il tasso di incidentalità più elevato in Italia. La conferenza stampa avverrà in seguito all'incontro a cui sono stati invitati i rappresentanti del Parlamento europeo, della Camera e del Senato della Repubblica, del Consiglio e della Giunta regionale, delle province, della città metropolitana e dei comuni interessati all'opera, sindacati e associazioni di categoria. Per quanto riguarda il territorio di Venezia, sono stati invitati gli amministratori di tutti i comuni collocati lungo l'asse stradale, per cui Campagnaluppia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavarzere, Chioggia, Cona, Dolo, Mira, Mirano, Pianiga. Per Padova i sindaci di Codevigo, Correzzole e Piove di Sacco e per Rovigo i primi cittadini di Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Portoviro, Rosolina e Taglio di Po. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Le condizioni di degrado che abbiamo ripreso nei giorni scorsi nell'area del mercato ittico all'ingrosso di Chioggia, destinata al conferimento del polistirolo, avevano raggiunto un apice che ha spinto la direzione a prendere provvedimenti. Gli operatori del mercato ittico dovranno conferire i propri rifiuti presso la nuova isola ecologica sulla banchina ovest, che sarà aperta dalle 3 alle 8 al mattino e dalle 15 alle 20 il pomeriggio. Potranno essere conferiti solo i rifiuti prodotti dai box dei commercianti e dai posteggi commissionari del mercato. I pescherecci potranno conferire chiusi in sacchi
sacchi i rifiuti prodotti a bordo, mentre tutti gli altri operatori dovranno smaltire i propri rifiuti fuori dall'area mercatale. Non sarà più ammesso l'abbandono e l'accatastamento dei rifiuti in aree diverse da queste. Sulla nota giunta agli operatori sono ben definiti i materiali che qui vanno conferiti, mentre per quanto riguarda gli scarti del pesce, questi non potranno essere smaltiti presso l'isola ecologica, ma gli operatori dovranno attenersi alle norme del proprio manuale HACCP. All'attività di smaltimento dovrà provvedere il conferitore, mentre un addetto sorveglierà inizialmente l'area per dare corrette indicazioni. Gli abbandoni di rifiuti saranno perseguibili ai sensi di legge. Al Buffett potete gustare il delizioso panino burger con galletto da 150 grammi, accompagnato da fresca rucola, gustosa e saporita cipolla, crispy e formaggio con salsa peppers smoke. Il tutto a soli 13 euro fino al 3 ottobre. Buffett ti aspetta con prodotti di alta qualità e con altre fantastiche promozioni. Buffett, al parco commerciale Clodì sulla strada statale Romea, località Brondolo di Chioggia. Una bella Union CS nel primo tempo, opaca nel secondo tempo, ma cinica porta a casa i 3 punti espugnando il Mecchia con 2 netti calci di rigori segnati da Sinani e Mauri a 8 minuti dalla fine. Portogruaro era passato in vantaggio al 25esimo con una bella incursione di Nicoloso, 5 minuti dopo il fallo di mano in area e rigore segnato da Sinani ad inizio partita. Aveva sciupato una grande occasione. Così Aliu che davanti al portiere lo scarta, però il suo tiro viene salvato sulla riga da un difensore. Nella ripresa sale in cattedra un grandissimo Franzini con 2 interventi da campione salva il risultato. Nella girandola di cambi spunta un grandioso Mauri che rompe la partita con i suoi dribbling. Anche se rigore lo prende Beltrame, falciato in area, Mauri spiazza il portiere, manda in visibilio la curva e i tifosi dell'Union CS con un gol che dà all'Union CS il primato in classifica a pari merito del Mestre. Domenica ci sarà il big match al Ballarine con il Mestre e sarà una partita entusiasmante. Grazie alla complicità della sconfitta del Dolomiti Belluno, l'Union CS è prima in classifica. In via Vespucci al Civico 130, sabato 14 ottobre, apre Acme Store, il nuovo negozio della tecnologia. Qui troverete elettrodomestici, accessori per la casa, ma soprattutto computer e cellulari. Inoltre Yuri ed Eddie rigenerano i vostri cellulari, Android ed Apple e i vostri computer, che siano PC o Mac. Sui vostri device assistenza a 360 gradi. Li trovate al 351 683 7940. Nel girone B del campionato di Serie C il Project Star Italia ha esordito con un bel 3-1 al Palazzetto dello Sport di Rosolina contro il Bassano Volley. Il coach Marzolla non ha potuto fare a meno di complimentarsi con le ragazze bravissime ad approcciarsi alla gara nel modo giusto. Non è stato facile portare a casa i 3 punti con un avversario composto da atlete giovani e molto fisiche. Soddisfatto anche il coach Bovolenta. Sapevamo di incontrare forse la squadra più scaltra del girone. Sapevamo che il loro muro e la loro battuta ci potevano mettere in difficoltà. Siamo riusciti nonostante tutto a impedire agli avversari di farci male con questi 2 fondamentali. Brave le ragazze che hanno fatto una partita tosta e giocata con il cuore. 3 punti d'oro che ci permettono di passare al meglio queste 2 settimane di pausa, dove speriamo di recuperare da qualche acciacco fisico. Un plauso giunge dal presidente Mirko Mancin. La squadra avversaria era davvero ben messa, ma le nostre hanno avuto la caparbietà e la forza necessaria per far vedere di che pasta sono fatte. Cominciano a vedersi i risultati del lavoro che stiamo facendo in allenamento e di quella mentalità vincente che ho sempre chiesto. Adesso riprendiamo il fiato un attimo, grazie alla pausa, ma senza abbassare la guardia in attesa della prima trasferta. Il Project tornerà in campo sabato 4 novembre in casa dell'Urban Piovan Group alle 20 al Comunale nella palestra di Stigliano a Santa Maria di Sala, Venezia.
Pasticceria Bertotto in Calle Ponte Scarpa a Chioggia, le migliori brioche per la vostra colazione, le deliziose paste per i vostri momenti golosi e le magiche torte per i vostri giorni più importanti. Pasticceria Bertotto in Calle Ponte Scarpa a Chioggia, 041 400 902. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, lunedì 23 ottobre, è la farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni. Vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it. Ciao a tutti! Alla cartoleria Pegaso di Chioggia trovi tutto per la scuola e la cancelleria più sfiziosa e personale disponibile per fare il tuo speed e fornirti assistenza per i tuoi biglietti d'auguri personalizzati e i biglietti da visita e i menù e tanto altro. Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni Chioggia. Ci trovi su WhatsApp al 328 635 7832.